Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, sono le 12 in punto e inizia qui un'edizione di Focus TG ricca di fatti e di collegamenti con i nostri inviati. Intanto vediamo la Nuova Venezia, sassi dal cavalcavia del Vale Center a Marcon, colpita un'auto, ora è caccia ai baby vandali e ci collegheremo tra pochissimo con Ilaria Marchiori che ci racconterà che cosa è successo. Pare che sia stata una banda di ragazzini, fortunatamente non ci sono gravi conseguenze. Atto vandalico intanto a Tre Baseleghe, perché i vandali sono sempre in azione, danneggiate 2 auto in dotazione al comune, l'appello è quello di costituirsi. Gomme tagliate, vetri rotti, abbastonate, atto vandalico senza precedenti a Tre Baseleghe. Le vetture sono state danneggiate con un palo divisorio del parcheggio di Piazzale Fermi. Fortunatamente le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso quanto accaduto e le immagini sono già state fornite ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia. Dunque i responsabili di questo vile gesto potrebbero avere le ore contate. L'appello poi arriva anche dall'amministrazione comunale a tutti i concittadini. Se qualcuno sa o ha visto qualcosa, vi aspettiamo in comune, si legge sulla pagina Facebook, a seguire la richiesta di denunciare o autodenunciarsi per evitare conseguenze ben più severe. Ma vi dicevo il grave episodio, il lancio dei sassi dal cavalcavia del Vale Center a Marcon. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia del sindaco di Marcon, Matteo Romanello, cui diamo subito la parola. Prima però vi riassumo quanto accaduto ieri pomeriggio. Dei ragazzini, tutti minorenni, hanno iniziato a lanciare dei sassi dal cavalcavia poco distante da qui, quello per capirci nella zona del Valle Center, e alcune auto sono anche state colpite. Ovviamente potete anche immaginare la paura degli automobilisti. Nessuno è rimasto ferito perché comunque un automobilista era riuscito anche tempestivamente a segnalare immediatamente quello che stava succedendo. I carabinieri sono poi arrivati sul posto, ma i ragazzini sono riusciti tutti a scappare, dunque li stanno cercando. Cos'è successo però poco dopo? Il sindaco Romanello ha immediatamente scritto un post sulla pagina Facebook del comune di Marcon dicendo che cosa, sindaco? Dicendo, intanto buongiorno a tutti, dicendo che stavamo visionando le telecamere, avremmo preso da poco visione delle telecamere e volevamo identificare i ragazzini. E avevo appunto spiegato e chiesto alle famiglie dei ragazzi interessati di farsi avanti, e questo è successo questa mattina, perché all'apertura del municipio stamattina ho trovato una famiglia di uno dei ragazzi interessati. Si parla di 8 ragazzi interessati che ovviamente pentiti hanno portato ha portato la sua testimonianza. Ho rammentato quelle che sono le responsabilità per un gesto di questo tipo e il papà era molto dispiaciuto. Ovviamente adesso l'iter sarà un iter, seguirà una denuncia e quindi ci sarà un iter giudiziario complesso. Però, come vi dicevo, ho apprezzato questo gesto a seguito di una mia sollecitazione social, perché è giusto, a mio parere, che le famiglie si prendano anche le responsabilità di comportamenti assurdi come queste. È sicuramente una bravata di giovani, ma è una bravata che avrebbe potuto avere delle ripercussioni importantissime e mettere davvero a rischio chiunque in quel momento stesse passando, e questo ovviamente è stato ben recepito dalla famiglia, e adesso capiremo insomma il proseguo della situazione e di tutto quello che ne consegue. Ecco, direttore, avete sentito proprio un'esclusiva in diretta, perché comunque il sindaco questa mattina, quando si è recato qui in municipio, ha incontrato appunto questa famiglia e ce l'ha detto proprio in questo momento. Il ragazzino le ha detto qualcosa? Le ha detto perché? Che cosa gli è passato per la testa? Il ragazzino ho percepito che non avesse la coscienza o la maturità anche di capire quello che era l'atto. Sicuramente la famiglia avrà fatto un passaggio per spiegare le motivazioni. Mi dicono addirittura di aver preso degli articoli di giornale del passato e video per far capire quali potessero essere
le cause, insomma, quello che avesse potuto provocare un gesto di questo tipo. Quindi devo essere sincero, ho davvero apprezzato il comportamento del padre che oggi si è portato qui da me per cercare di giustificare o comunque di mettere davanti alle proprie responsabilità il figlio. D'altra parte il ragazzo era davvero minorenne, aveva 12-13 anni e quindi secondo il mio punto di vista non è ancora conscio di quelle che possono essere le responsabilità che portano a un gesto di questo tipo. Dico anche, permettermi Ilaria, che sono in attesa, una testimonianza è arrivata, sono in attesa degli altri genitori perché risultano essere presenti altri 8 ragazzi minorenni e io veramente attendo le famiglie per avere un riscontro in merito a quello che è successo e anche per avere da loro le opportune motivazioni del gesto. E lo diciamo, ha un grosso senso civico quello che hanno fatto, perché dobbiamo mettere davanti i nostri giovani alle proprie responsabilità. Non si può attuare un gesto di questo tipo per noia, non si può attuare un gesto di questo tipo mettendo a repentaglio la vita degli altri perché non si sa cosa fare una domenica di marzo. Quindi questo è davvero importante e per me era importante segnalarlo, come ho fatto appunto nei social. Abbiamo utilizzato i social almeno una volta per un fine importante come questo. Ecco, i social ieri, un altro appello che è arrivato adesso, anche prendendo esempio dal gesto di questa famiglia che lunedì mattina si è presentata immediatamente qui. Rinnoviamo l'appello anche alle altre famiglie, agli altri ragazzini che si sentissero coinvolti a presentarsi qui e poi affrontare ovviamente la questione tutti insieme e chi lo sa magari anche facendo qualcosa nelle scuole per spiegare a questi ragazzi che cosa significhi davvero questo gesto. Ricordiamo tra l'altro che comunque nella zona ci sono molte telecamere di videosorveglianza per cui in ogni caso avrebbero le ore contate. Ringrazio il sindaco di Marcon Matteo Romanello e restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria e grazie davvero perché questa notizia in diretta, in esclusiva, credo siamo i primi a darla, e cioè che la famiglia di uno dei baby vandali, come avrete sentito, si è presentata al sindaco denunciando l'accaduto e additando nel figlio il responsabile, uno dei responsabili di questo gesto. Quindi il sindaco giustamente a questo punto aspetta che altre famiglie lo raggiungano anche per evitare guai peggiori. E i giovani sono sempre purtroppo al centro di questi episodi di violenza e c'è stata una rissa a Treviso ancora una volta, questa volta intorno a mezzogiorno, del tutto simile a quella che riscontrammo in Piazza Borsa il 29 febbraio scorso. Sabato 2 bande si sono affrontate a calci e pugni fino al fuggi generale con l'arrivo dei carabinieri chiamati da diversi testimoni. Questa volta è accaduto in Piazza Vittoria, dove prima si sono dati appuntamento 2 nordafricani, poi sono stati raggiunti da altri coetanei, tutti giovanissimi. La rissa davanti agli occhi di tanti avventori del centro al sabato e 2 le pattuglie dei carabinieri che sono intervenute. I militari hanno chiuso le vie di fuga tra le auto e sono riusciti a fermare e ad identificare 2 dei ragazzi coinvolti. Per quanto riguarda proprio il disagio giovanile, ULSS, Comune di Treviso e Volontari Insieme partono con il progetto Giovani in Centro per rispondere alle esigenze del territorio, coinvolgendo ragazzi, famiglia e docenti. Noi abbiamo creato tutta una situazione in cui sembra che il desiderio sia illimitato, che tutto sia possibile, che tutto si può avere e immediatamente. È chiaro che questo crea tutta una serie di frustrazioni, soprattutto in ragazzi, persone che hanno una certa fragilità, che poi si devono mettere a confronto tra ciò che hanno idealizzato e ciò che realisticamente riescono poi a ottenere. È una generazione che è una generazione di scontenti. Smarriti, disillusi, megalomani, fragili.
fragili. È la fotografia che restituisce chi lavora quotidianamente con le fragilità che gli adolescenti stanno manifestando. Chi agisce attraverso servizi erogati sul territorio, coordinati dai piani di zona, ribadisce che serve fare prevenzione, intervenire sulle prime zone grigie dei ragazzi prima che il disagio diventi patologia. Le associazioni, l'interesse della sanità, il sociale guardano con interesse i bambini da 0 a 10 anni circa, poi quando entrano nella fascia dell'adolescenza un po' tutto rallenta e questi ragazzi cadono un pochettino nell'anonimato. Comune, ULSS e Volontari Insieme lanciano il progetto Giovani in Centro. 4 gruppi di lavoro sono già partiti, 100 gli studenti coinvolti. Nella seconda parte le idee nate dal confronto con il territorio si realizzeranno in eventi ed opportunità in centro a Treviso per i ragazzi. Realizzare uno spazio dedicato ai giovani dove loro possano esprimersi tra pari. Una nuova modalità di intervento che deve prevedere la creatività, perché se tu non prevedi la creatività non ce la fai a stare dietro ai giovani. Prevista anche un'attività di rigenerazione urbana, ovvero di recupero, pulizia e rimessa a nuovo di uno spazio urbano inutilizzato ed abbandonato, uno spazio ancora da individuare. Adesso andiamo subito a Vicenza in diretta da Carlo Alberto Inghilleri, perché il Tribunale ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata dai legali del camionista Wolfgang Ricke, che aveva investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin. A te Dario, a te Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Hai detto bene, colpo di scena nel processo per la morte di Davide Rebellin, si va al dibattimento. Questo perché sul banco degli imputati, come ricordate, c'è il camionista tedesco Wolfgang Ricke, 63 anni, che il 30 novembre del 2022 travolse e uccise il campione veneto del ciclismo. Ebbene, scusatemi. Ebbene, la difesa del camionista tedesco già davanti al GUP in sede di udienza preliminare aveva formulato una richiesta di patteggiamento che però il GUP aveva respinto. Si era andati alla prima udienza il 19 febbraio e la difesa di Wolfgang Ricke aveva formulato ancora una volta richiesta di patteggiamento, questa volta sostanziandola in 3 anni e 11 mesi. E nell'occasione, il 19 febbraio, nella prima udienza, anche il pubblico ministero si era detto d'accordo, quindi aveva appoggiato questa richiesta di patteggiamento. Insomma, oggi sembrava che fosse una pura formalità, si andava verso il patteggiamento, così almeno pensavano tutti, e invece no. No, perché il giudice ha in pratica dichiarato inammissibile questa richiesta di patteggiamento, in quanto la stessa era già stata così formulata e così rigettata dal GUP. Insomma, una sorta di vizio di forma. Il giudice, pur dicendosi d'accordo sul patteggiamento nella sostanza, però ha dovuto respingere questa istanza per questo vizio di forma. A questa notizia subito c'è stata una prima reazione da parte del legale di Wolfgang Ricke, l'avvocato Andrea Nardin. Sentiamoli insieme. I giudici hanno ritenuto di non accogliere allo Stato il patteggiamento che avevamo formulato e di procedere con il dibattimento. Questo non è un problema, aspettiamo la prossima udienza fissata per il 27 maggio nella quale verranno sentiti i consulenti di parte per far valere le nostre ragioni. Sostanzialmente non modifica la posizione del signor Ricke, il quale attualmente ha gli arresti domiciliari, quindi può attendere la prossima udienza serenamente, e appunto ci prepareremo, e alla prossima udienza, quando verranno sentiti i consulenti, ricostruiremo quello che è accaduto il 30 novembre appunto anche con il nostro consulente. Appunto per noi non è un problema, in quanto affrontiamo il dibattimento serenamente. Avete sentito l'avvocato Andrea Nardin, legale di Wolfgang Ricke, che dice: per noi non c'è nessun problema, affrontiamo serenamente il dibattimento. Intanto Wolfgang Ricke si trova agli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano. Finita questa udienza molto veloce, durata circa una mezz'ora, poi è stato ricondotto lì. Intanto l'avvocato della famiglia di Rebellin
in qualche modo commenta questo esito dicendo è un po' quello che ci aspettavamo, andare a dibattimento è quello che anche la famiglia voleva. Sembrava che il patteggiamento potesse essere accolto, sembrava appunto anche la concessione degli arresti domiciliari potesse essere un viatico per l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento. In realtà il collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento, ritenendo corretta una corrente giurisprudenziale per cui l'istanza di patteggiamento presentata davanti ai giudici del dibattimento deve essere diversa rispetto a quella presentata davanti ai giudici per indagini preliminari. Quindi sulla base di questa corrente giurisprudenziale il Tribunale ha ritenuto inaccoglibile, inammissibile l'istanza di patteggiamento e ha rinviato per il dibattimento al 27 maggio. Adesso è difficile fare previsioni, verranno sentiti i consulenti, quindi vedremo cosa diranno i consulenti e in questa fase insomma è difficile fare previsioni. La famiglia si aspettava che si andasse a processo, in particolare dopo il rigetto dell'istanza di patteggiamento da parte del giudice delle indagini preliminari, quindi ecco, da parte nostra, da parte delle famiglie, è quello che ci aspettavamo. Ecco, avete sentito, è quello che ci aspettavamo. Dunque, dibattimento sia il 27 maggio alle 14:45 si comincerà con l'istruttoria. Direi che qui da Vicenza per il momento è tutto, maggiori ragguagli ve li daremo nel TG di questa sera. Direttore, se non avete domande da studio restituisco la linea. Grazie molto a Carlo Inghilleri, che è il capo della nostra redazione di Vicenza. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza: accoltellato e rapinato dopo il lavoro, un cuoco rischia di perdere un dito. È stata un'altra rapina in città, il quarantenne è stato preso di mira da 3-4 sconosciuti fuggiti col vecchio cellulare della vittima, che ha sporto denuncia. È accaduto, però si è saputo adesso, ma è accaduto il 18 febbraio scorso. Ancora violenza sulle donne, purtroppo una 46enne è riuscita a salvarsi sfuggendo al compagno violento, è sfuggita a questa aggressione chiudendosi in camera e chiamando i carabinieri. Si è chiusa in camera per sfuggire all'ennesima violenza del compagno. È qui che è stata trovata dai carabinieri che hanno fatto irruzione da una finestra di un'abitazione di via Magenta a Padova. La donna, una 46enne dello Sri Lanka, si è chiusa in camera da letto dopo che l'uomo, rincasato ubriaco, l'aveva minacciata con un bastone ed era riuscita a lanciare l'allarme al 112. I militari sono entrati dalla finestra della stanza e poi in salotto hanno trovato l'uomo 42enne cingalese insieme al figlio della donna, un 26enne affetto da autismo. La 46enne ha raccontato che si era trasferita a casa del compagno da pochi mesi insieme al figlio e subito erano cominciate le violenze fisiche e psicologiche. Il 42enne connazionale era sempre ubriaco. L'uomo è stato accompagnato in caserma e allontanato dalla casa familiare. In regia per questa edizione di Focus TG Francesco Cerona e Andrea Basso. Ancora violenza sulle donne, in questo caso una 45enne che aveva denunciato e fatto arrestare il suo stalker, è stata aggredita e picchiata in casa. Sentiamo il racconto ai nostri microfoni. Ho sentito un tonfo e lì il mio istinto è stato quello, con le mani, di coprirmi così e di rannicchiarmi portando tutto il peso sempre sul letto sul lato destro. Nella mia mente inizialmente ho detto vuoi che caldo freddo del riscaldamento si è scoppiato il vetro. Dalle mani messe così per coprirmi la faccia ho visto molto bene che questa persona, che era la stessa del 1° di agosto, sempre vestita di nero, io la chiamo così, muta da sub, per una roba talmente tanto aderente, nera, tutto completamente di nero, aveva solo gli occhi fuori. Quando è entrato, la prima cosa che ha sussurrato è stata, ci sarebbe una parolaccia da dire, ok, mi ha detto inizia con la T,
hai messo allarme. Un incubo senza fine quello di Federica Fassina. La donna padovana, 45enne, aveva denunciato il suo stalker e raccontato la sua storia in un libro. Ora il suo molestatore è in carcere dopo che Federica ha patito 5 anni di inferno con minacce di morte, dispetti e insulti. La donna però 2 notti fa è stata aggredita e picchiata in casa da uno sconosciuto. Il particolare inquietante è che lo scorso agosto Federica aveva notato un uomo vestito di nero con il volto coperto fuori di casa. Questa volta però è riuscito ad entrare rompendo la finestra. Questo continuava a picchiarmi e a un certo punto mi ha detto una frase che a me ha lasciato pensare. Mi ha detto: smetti di rubare soldi. Ha portato via qualcosa? No, niente, assolutamente niente, solo ho fatto male a me. Per Federica quella frase, smetti di rubare soldi, e il fatto che lo sconosciuto con volto coperto, vestito di nero, alto e magro non abbia rubato nulla significa che voleva vendicarsi di qualcosa. A suo dire sembrava mandato da qualcuno per impaurirla. L'aggressione è durata pochi minuti. L'uomo ha usato un oggetto simile ad una frusta. I segni violacei sul corpo di Federica raccontano la violenza. Inoltre lui sembrava conoscere le sue abitudini. Prima di andare via, quindi risaltare fuori dalla finestra, dico saltare perché comunque la finestra bassa, e mi ha detto: adesso arriva vecchia, e a quel momento lì non l'ho più visto. Io sono rimasta lì nella stessa posizione nel letto. Vecchia è un riferimento alla mamma di Federica, che abita al piano superiore e che appena ha sentito l'allarme ha chiamato la figlia e, non ricevendo risposta al telefono, è corsa in suo aiuto. Dopo essere stata medicata in ospedale, Federica ha già fatto denuncia. Non punto il dito su nessuno perché non ho la prova, però la mia idea di presunto mandante ce l'ho, per quello che è stato detto. Servizio di Valentina Visentin, ricordo un gravissimo fatto che è accaduto a Verona l'altro giorno. Una dodicenne all'uscita da scuola ha raccontato di essere stata aggredita e portata di peso in una via secondaria rispetto a questo istituto, dove 2 uomini, si sospetta di 2 indiani, hanno tentato di abusare di lei, dopodiché alle urla della ragazza, di questa bambina, anzi di 12 anni, i 2 si sarebbero allontanati. Ovviamente si sta indagando. L'emergenza maltempo è rientrata a Vicenza dopo l'allerta arancione del weekend, che ha visto domenica più di 12 ore di pioggia incessante dalla mezzanotte fino alle 16. La stazione ARPAV di Sant'Agostino ha registrato 50,6 mm di acqua caduta, corsi d'acqua che domenica sono tornati a salire vertiginosamente. Alle 14:30 sono stati aperti il bacino di Montebello, quello di Trissino sull'Agno Guà e il bacino di Laminazione sull'Orolo. A causa delle forti piogge, vigili del fuoco impegnati in 45 interventi tra città e provincia per alberi pericolanti e frane. A Vicenza rimosso dai vigili del fuoco un tronco che ostruiva il deflusso dell'acqua del fiume Retrone sotto gli archi del Ponte delle Barche. Alle 19:50 il Bacchiglione a Ponte degli Angeli ha toccato il picco di 5,21 metri. Dalle 19:50 alle 20:10 sospesa la circolazione ferroviaria per il rischio di esondazione. Maltempo che ha colpito anche la provincia di Vicenza, con frane e smottamenti nella fascia collinare tra Monte di Malo, Torre Belvicino e Valli del Pasubio. E sempre sulle conseguenze del maltempo e con davvero un'ondata con precipitazioni molto intense, andiamo sui colli del Prosecco a Tarzo, andiamo da Edi Calimaratedi. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo ad Arfanta, frazione di Tarzo, in compagnia del sindaco Boff. Ci troviamo nel luogo dove nella notte di ieri è stata sgomberata una frana che aveva di fatto bloccato l'accesso a 3 abitazioni, famiglie, una persona con difficoltà di deambulazione. Un intervento della Protezione Civile, vediamo il sindaco ancora vestito da Protezione Civile. Sindaco, ci racconti cosa è successo e come siete intervenuti?
Siamo intervenuti subito ieri quando appena ci è arrivata notizia che era partita la frana verso le ore 16. Teniamo conto che dalle 16 alle 10 di ieri sera la centralina di Nogarolo ha monitorato 60 mm di pioggia, quindi pioggia molto intensa e concentrata in un tempo breve. Appena abbiamo saputo della frana abbiamo subito allertato il nucleo di protezione civile d'Avab, Tarzo, Revine Lago, sono intervenuti 9 volontari. Abbiamo allertato una ditta che per fortuna ha dato la disponibilità di portarsi subito con i mezzi sul posto e abbiamo iniziato a intervenire subito per lo sgombero e la pulizia della strada, proprio perché le abitazioni erano intercluse. Poi nel frattempo abbiamo individuato altre 2 situazioni di criticità: la strada che portava verso il Molinetto, anch'essa chiusa da una frana, e la strada che da Arfanta porta verso Parè, franata il sottostrada, e quindi abbiamo dovuto chiuderla. Le altre 2 strade abbiamo potuto chiuderle senza problemi perché vi era l'accesso da ambo i lati per i residenti. Queste invece siamo dovuti intervenire nella notte. Ora siamo ancora fuori con gli interventi. Contiamo per la sera di riuscire ad aprire la strada, quella che porta verso il Molinetto della Croda. Per l'altra ci vorrà un po' di più perché lì bisognerà fare un intervento più massiccio. Nel frattempo domani saremo sul territorio con il geologo che comincerà ad individuare anche eventuali soluzioni. Poco prima del nostro collegamento, Sindaco, era in contatto con l'assessore Bottacin. Cosa vi siete detti? Ci sentiamo spesso in questi casi con l'assessore Bottacin, perché sia tecnicamente che anche poi per quelle che sono le esigenze dei territori è sempre sul pezzo, quindi quando succedono questi casi ci sentiamo sempre, e appunto negli anni, grazie anche alla collaborazione con la Regione e l'assessore, sono fatti grandissimi interventi anche sul nostro territorio, con briglie, con la forestale, eccetera, opere di prevenzione. È ovvio che le colline sono molte e sono fragili, e quindi bisogna continuare su questa strada. Proprio una conformazione del terreno che porta un po' anche a questo tipo di problematica, a maggior ragione se ci sono quantità di acqua, cioè una quantità di acqua caduta in poche ore consistente. La storia delle nostre colline è quella di avere la fascia argillosa sotto e quegli 80 centimetri, 1 metro di terreno sopra, che ovviamente nel momento in cui l'acqua si infiltra sotto per una crepa o per qualcos'altro, la terra è bomba e tende a scivolare poi a valle. Ci sono tutti questi micro scivolamenti che però ovviamente quando avvengono in corrispondenza di strade o di abitazioni eccetera possono creare pericolo e possono creare disagio, e quindi bisogna fare gli interventi tempestivi e poi man mano andare a continuare sempre con le opere di prevenzione che sono molto importanti. Oggi splende il sole, quali sono le previsioni per le prossime ore? Ma per le prossime ore possiamo stare tranquilli, i bollettini meteo non ci danno un aggravarsi della situazione. Adesso appunto dobbiamo aspettare che il terreno si asciughi un attimo, quindi l'acqua defluisca gradualmente, anche perché per poter fare gli interventi, poi quelli strutturali, abbiamo bisogno di una situazione di asciutto, e quindi poi cercheremo di fare le analisi e programmare gli interventi che per la primavera e estate, in modo da andare a sistemare strutturalmente poi i danni avvenuti. Direttore, questo il punto da Tarzo. Con l'aiuto di Simone Merlo ti lascerei con delle immagini di dove ci troviamo, giusto per far vedere anche ai telespettatori un po' la difficoltà di intervenire in posti così impervi e così, insomma, delle colline molto, molto, molto ripide. Direttore, da Tarzo con il sindaco Boff è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Edi Kaliman, grazie al sindaco Boff, che è anche parlamentare della Lega, spesso è ospite la sera a Focus. Rivediamo le immagini che abbiamo fatto scorrere durante il collegamento di Edi Kaliman. Sono quelle impressionanti del Molinetto della Croda a Refrontolo, con la furia dell'acqua ripresa dal viale d'accesso, come vediamo in questo video pubblicato da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ieri la Protezione Civile ha bloccato l'accesso al piazzale sotto la cascata. Ricorderete che diversi anni fa, purtroppo proprio al Molinetto della Croda, durante una festa ci fu una tragedia con diverse vittime proprio per la furia delle acque. Un albero è caduto lungo la
tangenziale di Mestre ieri sera, proprio mentre passava un'auto che è rimasta danneggiata. Nessuna conseguenza fortunatamente per i passeggeri a bordo, ma si sono formate code in attesa dell'intervento di rimozione. L'arbusto che si è sradicato, probabilmente a causa del forte maltempo, si è rovesciato sulla carreggiata della tangenziale in direzione Trieste, centrando un veicolo e bloccando il traffico. La macchina, distrutta sulla parte anteriore, è stata portata via dal soccorso stradale. Sul posto anche il personale ausiliario autostradale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Tra poco dovremo anche andare a Pianezze, dovremo andare da Vanessa Banzato, perché anche lì c'è una situazione difficile con una frana, con smottamenti, però vediamo intanto nonostante il maltempo di ieri, siamo nel Bassanese, 2 escursionisti sono stati soccorsi sul Grappa e anche in altopiano. Vediamo il servizio di Vanessa Banzato. Escursionista solitario, nonostante il maltempo che imperversava in montagna, si è avventurato domenica sul Monte Grappa, ma è stato colto da malore a 500 metri dal rifugio Bassano. Ha cercato di ritornare a Campocroce, dove aveva lasciato l'auto, nonostante le sue condizioni di salute, oltre al vento che gli ha divelto l'ombrello, la nebbia che bloccava la visibilità e la pioggia battente. Fortuna ha voluto che una coppia che scendeva dal massiccio in auto lo abbia notato, lo abbia caricato in macchina e accompagnato a Campocroce, dove nel frattempo erano arrivati medico e infermiere del SUEM 118. L'uomo di Vigo d'Arzere è stato preso in carico con un principio di ipotermia e cefalea forte e portato all'ospedale di Castelfranco. Dal Grappa all'altopiano, perché sempre domenica il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un ciaspolatore, 56 anni, di Sarcedo, che aveva smarrito l'orientamento a causa della nebbia. L'uomo è riuscito a comunicare tramite WhatsApp inviando la foto del punto in cui si trovava lungo un sentiero nella zona di Monte Castelgomberto, sulla strada che conduce a Malgas La Peur. È stato raggiunto con 2 motoslitte e trasportato alle Melette, dove aveva l'auto. Dagli esperti arriva ancora una volta la raccomandazione di non andare da soli in montagna, specialmente con brutto tempo e abbigliamento non adeguato. E chiudiamo questa ampia pagina sull'ultima ondata del maltempo collegandoci con Vanessa Banzato a Pianezze. A te la linea, Vanessa. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Pianezze e ci troviamo per l'esattezza in via Oldelle, proprio davanti a quella frana di cui vi abbiamo raccontato lo scorso 28 febbraio, quando in piena notte il terreno crollò lungo appunto il torrente sottostante e lasciò la casa, l'edificio, in bilico su un burrone. Bene, le piogge delle scorse ore abbondantissimi hanno peggiorato e di molto la situazione, come ci conferma il sindaco di Pianezze, Luca Vendramin. Sindaco, la situazione è davvero preoccupante. Buongiorno a tutti. Sì, la frana è ancora in movimento. Ieri con le piogge si è ancora più disgregata la pietra calcarea che è sospesa e quindi tutto fa pensare che dovrebbe scendere in poco tempo, e noi ci stiamo già muovendo per aiutarla, nel senso che abbiamo incaricato una geologa e abbiamo incaricato, domani avremo un sopralluogo con una ditta specializzata in questi sgaggi per riuscire a mettere in sicurezza la valle sotto, in modo da togliere quel masso che a livello statico sull'edificio non ha nessuna influenza, in quanto tutto quanto fessurato. Certo è che la preoccupazione maggiore è che proprio lo stabile ceda. Per ora non dà nessun segno di cedimento, quindi siamo abbastanza tranquilli, però il problema è che fidarsi, l'ordinanza è ancora in vigore e a me dispiace appunto per la signora, per la famiglia, con tutto l'affetto che posso avere, ma dispiace, ma nessuno si sente di mandare a tornare a vivere in questo momento, insomma, in questo fabbricato che ha bisogno di studi e di controlli, insomma, non è prudente. Anche perché basti vedere, chiedo ad Alessandro Costacurta se può mostrare proprio come le radici degli alberi sono sempre più a vista e come proprio sia stata erosa quella parte di quella parete proprio sotto la casa dalle piogge abbondanti. Piogge abbondantissime, sindaco, che hanno provocato ieri anche l'allagamento di una strada, è stata transennata, è stato bloccato l'accesso per un periodo. Sì, ieri è tracimato un fossato in direzione Villaraspa di Colceresa, che poi è tracimato all'interno dei campi e quindi poi per pendenza naturale è finito su una strada che l'ha allagata. Il problema
sostanziale è che questo grosso afflusso di acqua più quella che c'era presente ha tolto un argine e quindi togliendo l'argine l'asfalto praticamente è sospeso nel vuoto, si è mangiato il sottofondo stradale e abbiamo ristretto la strada ieri con polizia locale e operai della squadra del comune, abbiamo transennato la strada in modo che chi passa e non finisca nel fossato e non ceda. Certo. Tra l'altro Protezione Civile sempre in allerta, soprattutto in queste ultime ore. Sì, sono degli angeli custodi del territorio perché sono volontari generosi, no? Che ce n'è sempre più bisogno, quindi io li ringrazio come ringrazio gli uomini della polizia, i miei operai comunali, i vigili del fuoco che sono sempre pronti a dare una mano, davvero. Un'ultima battuta tornando proprio a questa frana. Si può dare un tempo in cui verrà sistemato tutto, verrà messo in totale sicurezza tutto? No, adesso stiamo ancora facendo analisi, è arrivato il rapporto e ringrazio dei geologi della regione che sono usciti il giorno seguente, quindi abbiamo delle prescrizioni, abbiamo dei consigli, ma tutti da approfondire. Certo. E per quanto riguarda la casa, come accennava proprio anche poco fa lei, è impensabile che che si possa tornare ad abitare, almeno nel breve termine. No, serve prudenza massima per queste cose. Certo. Bene, direttore, hai sentito una situazione che è sempre più a rischio, si spera che adesso il tempo per le prossime ore, per i prossimi giorni soprattutto, sia clemente per permettere anche proprio tutte le operazioni di messa in sicurezza, per permettere ai tecnici di liberare questa parete che sta crollando, franando lentamente. C'è da scongiurare davvero che, sindaco, che piova così tanto come ieri ancora. Adesso deve mettersi al bello, adesso deve mettersi al bello perché ci permette di studiare e lavorare, se no è impossibile. Certo, bene. Direttore, da Pianezze è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte a Vanessa Manzatto e al sindaco. Dopo i funerali di Sara Buratin, l'addio ad Alberto Pittarello, il compagno che l'ha uccisa a coltellate e poi si è tolto la vita lanciandosi col suo furgone nel Bacchiglione. Le parole strazianti del fratello dell'uomo che ha detto: non so se riuscirò a perdonarti, ma ti prometto che ci sarò sempre per tua figlia. L'arrivo del feretro di Alberto Pittarello segna per Bovolenta il capitolo finale di una tragedia che ha straziato 2 famiglie e sconvolto un'intera comunità. A 2 giorni di distanza dall'addio a Sara Burattino, uccisa a coltellate da Pittarello, da cui si stava separando dopo quasi 20 anni assieme, questa mattina l'ultimo saluto al 38enne. La bara, ricoperta da un cuscino di rose bianche con il nome della figlia 15enne, era accompagnata dai familiari. Durante l'omelia Don Lodovico si è soffermato sull'importanza di vivere le relazioni con maggiore sincerità e minor banalità, imparando a confidare agli altri anche in momenti di difficoltà e fragilità. Toccante il passaggio in cui prega i familiari di non sentirsi in colpa per quello che ha fatto Alberto. Nessuno attribuisca a se stesso qualche responsabilità per non essere riuscito in qualche modo a intuire e a sventare quanto Alberto ha pensato nelle sue ultime tragiche ore di vita. Ciascuno ha fatto quanto ha potuto. Alla fine della cerimonia le parole improvvise e forti del fratello di Alberto Pittarello: per quello che hai fatto farò fatica a perdonarti, ma mi prenderò sempre cura di tua figlia, ha detto, ringraziando tutti i presenti che si sono sciolti nell'unico forte applauso di questa mattina. In chiesa c'era anche la figlia 15enne e la mamma di Sara Buratin. Anche questa volta 2 mamme che si sono ritrovate vicine nel dolore. La mamma di Alberto Pittarello abbraccia la bara e non smette mai di stringere al petto la foto del figlio. Le 2 famiglie, uniti in questi giorni della tragedia, ora dovranno trovare la forza per sostenere e accudire una ragazza di 15 anni che si è ritrovata orfana nel modo più crudele. Un altro lutto è quello a Godega per la fine tragica di Marica Loprese, 19enne, che è morta in uno spaventoso incidente stradale. L'intera comunità di Mareno di Piave è in lutto, sul posto sono stati lasciati molti fiori, a ricordarla in tanti anche il presidente Luca Zaia, originario proprio di Godega. Io ho visto i vigili del fuoco, l'elicottero, le persone che si sono avvicinate, tante, e siccome io non potevo essere utile
I primi ad arrivare sul luogo dell'incidente dopo i soccorritori sono stati proprio gli amici di Marica Loprese. La 19enne è tragicamente morta ieri sera nello schianto contro un'altra auto che stava percorrendo la bretella di Pianzano. Aspettavano lei e le 2 amiche in auto con lei. Le ragazze sono miracolosamente sopravvissute all'impatto ed ora sono ricoverate in ospedale. Talmente tante le persone arrivate da costringere le forze dell'ordine ad allontanarle. Lo schianto mortale poco dopo le 19. Marica parte dalla sua casa di Mareno di Piave, dove questa mattina gli scuri sono chiusi. Nessuno, né mamma né papà, se la sente di parlare. Prende le amiche e percorre quei 15 chilometri che la separano dalla festa. Una volta arrivata all'incrocio di via Calbassa, attraversa la bretella per proseguire per via Bavière. La pendenza della strada nasconde la visuale. Marica potrebbe aver tirato dritto allo stop. Da qui l'impatto con l'auto che viaggiava lungo la bretella, forse a velocità sostenuta. Il colpo è fortissimo, l'auto finisce semicapovolta contro il guardrail deformandolo. Quando i soccorritori arriveranno sul posto troveranno la ragazza già priva di vita. Estraggono le amiche dalle lamiere, rimangono lievemente feriti anche gli occupanti dell'altra automobile, una mamma con il figlio di 14 anni, anche loro portati in ospedale. Marica frequentava il liceo Fanno a Conegliano. La famiglia, conosciuta in paese con la sua bancarella di dolciumi, frutta secca e giocattoli, sempre presente alle fiere di Santa Lucia. Attorno a loro oggi si è stretta l'intera comunità di Mareno, i vicini sgomenti anche loro, il sindaco Andrea Modolo ed il presidente del Veneto Luca Zaia. Mi è sceso il gelo perché poi vedere una ragazza di 19 anni che se ne va in questa maniera penso che sia per tutti la stessa emozione negativa, no? Dall'altro esprimo le mie condoglianze, la mia vicinanza alla famiglia, ai genitori, alle persone che le hanno voluto bene. Dico solo che non si può morire così a 19 anni. Diverse le persone che questa mattina hanno raggiunto il luogo dell'incidente, una strada recente ma ben conosciuta per la sua pericolosità. Tutti gli incidenti che sono avvenuti, tranne uno in cui forse non c'è stato neanche un ferito, gli altri sono stati gravi e più o meno con simile modalità. Non so, non è più una strage, è un'ecatombe, incidenti a raffica tutti i giorni, morti, feriti. E a novembre c'era stato l'ultimo incidente sulla bretella di Pianzano con 8 feriti. In quell'episodio fu presentato un esposto per chiedere più sicurezza per la strada. Il sindaco Paolo Aguzzo chiederà un incontro con i vertici di Autovie. Una bretella autostradale con limite di 70 all'ora che diventa 50 in prossimità dell'incrocio e con divieto di sorpasso. Una lunga striscia d'asfalto che le strade comunali Calbassa, dalla quale proveniva la povera Marica Loprese, e Bavière attraversano. Prima di immettersi c'è per entrambe lo stop. Una bretella percorsa da auto che viaggiano come missili, sulla quale diversi anni fa si ipotizzò anche la costruzione di un sottopasso per collegare le strade in sicurezza. È il sindaco di Godega, Paolo Aguzzo, questa mattina ad annunciare l'intenzione di interrogare Autovie. La strada, inaugurata nel 2010, pochi anni di vita, è già stata teatro di diversi incidenti. A questo punto, visto che non è il primo episodio, ovviamente si impone anche un confronto con Autovie per capire se possiamo fare qualcosa di più per evitare che quella strada continui ad essere pericolosa. Da sempre paladino della sicurezza stradale, Andrea Dan perse la figlia Manuela proprio sulla strada. A novembre, dopo l'ultimo incidente con 7 feriti, proprio in questo punto presentò un esposto che nulla mosse. Ora, dopo l'ennesimo tragico schianto, minaccia, se non ascoltato, di tornare in tribunale. Il sottoscritto si troverà fronte ai tribunali di Treviso, andrò direttamente dal procuratore capo e inizierò a fare non più un esposto, sentendo i miei consiglieri giuridici, bensì una denuncia penale per omicidio stradale, per omicidio colposo nei confronti dei proprietari delle strade. Uno dei punti più critici in Veneto, questo per Dan, con il triste primato di 4 incidenti mortali negli ultimi 10 anni. Qui serve assolutamente una rotatoria, una microrotatoria, serve assolutamente entro la prossima settimana una nuova segnaletica, per cui da via Bavière, da via Calbassa, obbligo di girare a destra, non permettere le macchine di attraversare la tangenziale. Raid vandalici a Mestre, sentiamo Nicola Marcato.
Il video di un telespettatore testimonia come lungo via Pionara, vicino alla stazione dei treni e all'ospedale dell'Angelo, 15 auto parcheggiate sono state danneggiate. Tutte in fila lungo la strada hanno subito la rottura dei finestrini, un atto che sembra mirato più al vandalismo che al furto, vista la mancanza di oggetti di valore sottratti. Questo episodio risveglia il timore della banda dei vetri rotti, un gruppo di malintenzionati noto per atti simili in passato. Sì, era già successo tempo fa. Quanto? 3-4 mesi fa hanno fatto fuori un po' sotto di 3 o 4 macchine con i vetri. Insomma, c'è un po' di timore a parcheggiare qui. Soprattutto di sera. Ho saputo da poco che hanno rotto delle macchine. Parcheggiare qui c'è un po' di paura, insomma. Non è proprio il massimo. La zona, frequentata da turisti e dipendenti dell'ospedale, perché offre un parcheggio senza pagamento, rendendo però le auto un bersaglio facile. No, di là si paga. Purtroppo per andare a lavorare si deve pagare il parcheggio, per cui... La gente parcheggia qui? Sì. Meglio. E rischia? Rischia del suo, sì. Cosa chiedete? Controlli? Controlli, basterebbe anche ampliare il parcheggio dei dipendenti. I dipendenti dell'ospedale? Certo, la maggior parte sono tutti dipendenti che non vogliono pagare il biglietto all'ospedale. Lavorano lì e devono pagare il biglietto? Certo. Non dobbiamo pagare il biglietto per parcheggiare all'interno dell'ospedale. Le autorità sono allerta. La possibilità che i responsabili siano tossicodipendenti in cerca di denaro per una dose è una triste realtà che non può essere ignorata. La sicurezza e la serenità dei cittadini sono ora messe alla prova nella speranza che tali eventi non si ripetano. E la piaga della droga con la squadra mobile di Padova che non dà tregua agli spacciatori, ne sono stati arrestati 8 in poche ore. Sono 8 gli arresti eseguiti dalla squadra mobile di Padova negli ultimi giorni e gli agenti hanno sequestrato oltre 400 grammi di droga. 3 stranieri irregolari, 2 di presunta nazionalità egiziana e un 29enne italiano sono stati arrestati per spaccio. Per 2 dei 3 è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Padova e poi l'espulsione con il trasferimento nel centro per i rimpatri di Gardisca di Sonzo. Questi arresti si sommano ai precedenti 4 effettuati, sempre per droga, nei giorni scorsi, mentre i 400 grammi di droga sequestrata in buona parte erano dello spacciatore italiano, incensurato e residente a Bronzola di Campodarsego, arrestato all'uscita del casello autostradale di Padova. I poliziotti avevano avuto delle segnalazioni da clienti di bar dell'Alta Padovana del possibile coinvolgimento del 29enne in attività di spaccio durante il fine settimana in alcuni locali e così agenti in borghese l'hanno individuato e seguito e fermato al casello di Padova Ovest. In un borsone sono stati trovati 300 grammi di hashish, ma nel mirino degli agenti della squadra mobile sono finiti anche gli alloggi di via Bernina a Padova, che ospitano alcuni stranieri in attesa di regolarizzazione, e via Lippi, ma anche Piazzale della Stazione, dove sono stati eseguiti altri arresti per spaccio. Ad Anguillara Veneta la cerimonia commemorativa del primo anniversario della morte del vice sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, medaglia d'oro al valore civile, morto nel disperato tentativo di salvare dalle acque del Gorzone un suo compaesano che era finito in auto in quelle acque. Una piazzetta intitolata Domenico Zorzino nel suo comune, Anguillara Veneta, commozione e dolore ancora vivo e forte dopo un anno dalla morte del poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, Domenico Zorzino, che il 3 marzo del 2023 non esitò a buttarsi in acqua per cercare di salvare la vita al suo vicino di casa Valerio Buoso, finito con l'auto nelle acque del Gorzone. Entrambi morirono annegati e vennero ritrovati il giorno dopo ancora abbracciati nell'ultimo disperato tentativo di salvarsi. Ieri mattina, alla presenza del direttore centrale della direzione anticrimine della Polizia di Stato Alessandro Giuliano, del prefetto di Padova Francesco Messina e del questore di Padova Marco Dorisio, è stata intitolata una nuova piazzetta al poliziotto Zorzino. Presente anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e ovviamente i familiari del vice sovrintendente, medaglia d'oro al valor civile, la moglie, il figlio, i genitori e il fratello. Con il suo gesto di altruismo indimenticabile rende orgogliosi di indossare la stessa uniforme, ha detto il direttore centrale dell'anticrimine Alessandro Giuliano a tutti i presenti.
Una tragedia a Spresiano dove un ragazzo ha aggredito il fratello in casa con un coltello, poi è scappato dopo essersi barricato in una camera, è scappato, è riuscito ad eludere la sorveglianza delle forze dell'ordine, ha raggiunto un traliccio lungo la ferrovia e si è impiccato, ma c'è anche un seguito horror, ancora più horror rispetto alla vicenda tragica, cioè che qualcuno ha filmato il cadavere appeso al traliccio e l'ha postato sui social. Circola un video in rete che definire squallido è poco e testimonia la tragedia che è accaduta ieri a Lovadina. Bene, volevo dire a chi ha avuto il coraggio di fare un video del genere, ma soprattutto anche a chi lo condividerà, che io in primis, ma penso che anche altre persone faranno tutto quanto nelle loro possibilità affinché questi individui vengano perseguiti, perché è indecente che un video del genere circoli in rete. Io non so dove stiamo andando a finire. È una cosa veramente fatta da persone prive di scrupoli, senza cuore e che non hanno rispetto per la sofferenza degli altri. Io, credetemi, non ho mai assistito a una cosa del genere, mi auguro anche di non assistere più, ma veramente che schifo, vergogneve. Ha perfettamente ragione il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, che avremo ospite a Focus nei prossimi giorni. Intanto andiamo a Udine dove ci manda un servizio particolare la nostra redazione della nuova emittente del gruppo Media Nord-Est, TV12 Udinese Channel, uno sciacallo dorato il cui corpo è stato trovato appeso ad un cartello del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Sentiamo Monica Nardini. Una ricompensa di 1.500 euro a chi aiuterà con la sua testimonianza a individuare il o i responsabili della morte dello sciacallo dorato, il cui cadavere è stato trovato nei giorni scorsi sulla strada che da Cloud conduce a Cimolais, appeso a un cartello del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. L'ha annunciata a seguito del fatto che ha creato sconcerto e sollevato reazioni di condanna tra la popolazione e le istituzioni locali e non solo, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Lo sciacallo dorato, afferma, è un animale protetto che non dà alcuna noia né agli umani né agli animali. Per questo riteniamo questo gesto assurdo e senza senso. Ci auspichiamo però che il responsabile o i responsabili vengano presi al più presto. L'ispezione cadaverica non ha però evidenziato colpi d'arma da fuoco e ritiene molto probabile la morte da investimento stradale. Il presidente del Parco Naturale, Antonio Carrara, che condanna comunque e fermamente la scelta di appendere il corpo dell'animale al cartello, anche se respinge l'ipotesi, Carrara, che possa trattarsi di un'azione contro il parco stesso. L'autopsia, prevista a breve, entro mercoledì, aiuterà a chiarire le cause della morte dell'animale. Adesso andiamo a Padova perché ci sono stati violenti scontri tra i tifosi e la polizia in occasione della partita Venezia-Bari. 3 agenti della polizia di Padova sono stati feriti. Subito la linea a Federico Fusetti. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo nella struttura del reparto mobile di Padova. Da qui partono i poliziotti che si occupano dell'ordine pubblico in molti degli stadi veneti e non solo. E siamo con Luca Capalbo, che è il segretario provinciale generale della FSP, che è la Federazione Sindacale di Polizia. Lei si occupa anche dei reparti mobili, tra l'altro nello specifico di tutta Italia dal punto di vista sindacale. Sì, ricopro anche l'incarico di coordinatore nazionale per FSP dei reparti mobili. La cronaca ci porta a parlare di reparti mobili proprio per quello che è accaduto allo stadio a Venezia, al Penzo, come anticipavi direttore. Vediamo questo servizio che riassume un po' la cronaca, quello che è accaduto, e poi lanciamo, non io ma il segretario, lanciamo delle proposte perché questo non accada più. Stavano cercando di raggiungere i tifosi del Venezia, ma sono stati bloccati dal cordone di polizia. Violenza all'esterno dello stadio Penzo dopo la partita contro il Bari. Gli ultras pugliesi hanno cercato lo scontro, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine. 3 poliziotti del secondo reparto mobile di Padova sono rimasti feriti e sono stati portati in pronto soccorso.
Il sindacato di polizia FSP ha divulgato le foto delle botte e delle ferite, condannando le continue violenze che si registrano fuori e dentro gli stadi. Per ogni incontro in cui si verificano incidenti, le curve delle squadre interessate devono rimanere chiuse almeno 3 turni, chiede Walter Mazzetti, segretario generale FSP Polizia di Stato. Un'aggressione violenta durante la quale gli ultra hanno usato bombe carta e coltelli, aggiunge ancora il sindacato di polizia. I poliziotti hanno riportato ustioni e ferite alle mani. Eccoci dunque, direttore, questo è quello che è accaduto. Segretario, come si fa? C'è qualche strumento, diciamo, perché questi episodi non si verificano in più, verrebbe da dire, insomma, tolleranza zero. Sì, prima delle soluzioni andrebbe ricordato che gli uomini dei reparti mobili, più specificatamente quelli del reparto mobile di Padova, da dicembre a oggi hanno pagato un tributo di sangue molto alto. Sono stati 27 per esempio gli operatori che sono stati attinti in servizi di ordine pubblico o di carattere sociopolitico o, come in questo caso, di carattere sportivo. E non parliamo di ferite così, diciamo escoriazioni, parliamo di ferite serie. Ahimè sì, parliamo di ferite che comunque comportano dai 10 giorni in su di prognosi, e questo ha un costo sociale, oltre che un costo di capitale umano che in quel caso vorrebbe poter ritornare dalle proprie famiglie, dai propri affetti, integro come si addice a un paese civilmente organizzato e di diritto. Gli apporti, le soluzioni ci sono difficili e sono sicuramente comportano una seria riflessione su alcuni argomenti. Per esempio, provocatoriamente noi abbiamo chiesto che il Venezia Calcio chiudesse le proprie curve per 3 partite. Sì, si andrebbe anche a colpire quella parte sana di tifoseria che nulla a che vedere con questi cialtroni, permettetemi il termine, sì, però sicuramente darebbe anche un segnale da parte delle società. Sa, i soggetti in campo sono molteplici, uno di questi soggetti che deve necessariamente dare un segnale è la squadra di calcio, quindi colei la quale poi giova dell'evento sportivo in sé. L'altro soggetto è la politica. Serve un impianto normativo adeguato ai tempi, serve un'innovazione normativa. Il DASPO non funziona più, quindi serve inasprire quelle che sono tutte quante le norme collegate a eventi di questa natura in ordine pubblico, più specificatamente nei servizi sportivi. E poi c'è la tecnologia anche che può aiutare la polizia. Senz'altro, noi possiamo imparare per esempio dalle polizie europee che negli ultimi anni hanno adottato lo strumento del drone quale strumento necessario per poter prevenire quello che è lo scontro fisico. Cioè i fatti di Pisa ci ricordano che la polizia non ha questa volontà di dover ricorrere a tutti i costi al scontro fisico. Poterlo prevenire con ogni tipo di strumento sarebbe quello sì un non fallimento di un vivere sociale. Grazie al segretario provinciale generale dell'FSP, Luca Capalbo, grazie, buon lavoro naturalmente. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto Federico, grazie tante. Tra poco avremo qui il professore ingegnere Enzo Siviero, che è detto Bridgeman, l'uomo dei ponti, perché ha progettato tantissimi ponti, e con lui parleremo con un grande esperto dal punto di vista ingegneristico e anche architettonico di queste grandi strutture, che ha insegnato per tantissimi anni all'Università di Venezia. Parleremo del ponte sullo Stretto di Messina. C'è la polemica sui costi, sulla sicurezza, ne parleremo tra poco con l'ingegner Siviero. Apriamo la finestra sulla politica. Avrete letto forse sui giornali di oggi sia il presidente Zaia che
che Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, non intendono correre per la segreteria nazionale, visto che la situazione di Salvini si sta complicando, per cui ci sono anche queste ipotesi, ma nel frattempo c'è il caso esploso con l'espulsione dalla Lega di Gian Antonio Darè, che ieri era alla festa di San Gregorio. Vediamo. Tony Darè, Flavio Tosi, no dai, una battuta, Flavio Tosi ha detto che l'aspetta a braccia aperte. Non ho nulla da sta ancora perché passano 3 dì, dai. I panni da europarlamentare non li ha di certo svestiti e puntuale all'inaugurazione della fiera di San Gregorio a Valdobbiadene non ha voluto mancare, ma di politica nella sua prima uscita pubblica dopo la decisione del direttivo regionale della Lega di chiedere la sua espulsione e dopo la conferenza stampa in cui ha annunciato di essere pronto a riprendere le redini della Lega Nord, Gian Antonio Darè non parla, almeno non davanti alle telecamere. Nessun commento alle parole del coordinatore azzurro Flavio Tosi, che in Forza Italia lo accoglierebbe a braccia aperte, men che meno alla notizia che il commissario della Lega Nord, il deputato lombardo Igor Iezzi, sarebbe pronto a espellerlo pure da lì. Chiacchiere e sorrisi in compenso, la stretta di mano di Luca Zaia, il saluto del consigliere leghista Marzio Favero. Il capogruppo della Lega in regione, Alberto Villanova, e poi il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Ha l'aria di portare al petto una medaglia, Darè, più che una lettera scarlatta, quando si siede in platea con l'espressione di chi sta rispondendo a un messaggio che gli ha fatto piacere leggere. D'altro canto gliene stanno arrivando parecchie di attestazioni di solidarietà e qualcuna potrebbe anche tradursi in adesione a un eventuale nuovo progetto politico. Nel frattempo c'è la partita di Vittorio Veneto da giocare, con lui che sa di avere voce in capitolo e ammonisce a non avere fretta. Tranquillino, se ci parliamo. Gian Antonio Darè, detto il Baffo, è sempre un ospite frequentissimo di Focus. Vediamo qual è la posizione a questo punto di Forza Italia con Flavio Tosi. Tony, sappi che da parte nostra, visto che c'è anche una storica amicizia con me e con tanti dei nostri che oggi siamo in Forza Italia e portiamo avanti gli stessi valori di prima, perché l'autonomia è il bagaglio anche di Forza Italia, il bagaglio dei valori è lo stesso, vicinanza alle aziende, vicinanza al territorio, autonomia, federalismo, e quindi se Tony decidesse di venire con noi ne saremmo solo che felici, perché appunto è un amministratore di lungo corso e di buoni amministratori c'è sempre bisogno. Pronti ad accoglierlo in Forza Italia, braccia aperte a Tony Darè dopo l'espulsione dalla Lega, e stavolta a dirlo è il coordinatore regionale degli Azzurri Flavio Tosi, ex leghista e come Darè espulso dal partito del quale era segretario veneto, ed il terremoto in casa Lega spariglia le carte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali con le europee e le amministrative, a partire proprio da Vittorio Veneto. Tutti si dava per scontato la candidatura di Posocco, del vice sindaco, come centrodestra, quindi anche per Forza Italia. Non ho ben capito, magari appunto con Tony ci sentiremo nei prossimi giorni, quando dice quel passaggio io sono con Posocco e Posocco è con me, quindi non ho capito rispetto alla Lega che tipo di scelta faranno lui e il vice sindaco Posocco, francamente. Ne abbiamo il nostro coordinatore provinciale che è Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Parleremo anche con lui e con i nostri di Vittorio per decidere cosa fare. È chiaro che bisognerebbe non prescindere da Tony Darè, perché appunto Tony Darè è la storia della Lega di Vittorio. L'unità del centrodestra vacilla in diversi comuni, con i partiti che si preparano a correre divisi o con inedite alleanze come a Bassano, dove Lega e Forza Italia correranno contro Fratelli d'Italia. L'ideale è, ed è quello che stiamo provando a fare, correre nei comuni sopra i 15.000 abitanti tutti assieme come centrodestra. Dove questo non è possibile al primo turno, farlo al secondo e quindi diciamo apparentarsi fra il primo e il secondo. Rovigo è il capoluogo, è l'unico nel quale si va a votare, e anche lì spererei, ecco lì è un voto anche che ha una valenza non solo locale, non solo regionale. Lì sarebbe meglio riuscire ad andare assieme fin dal primo turno
e chiudere la partita al primo turno. Intanto ai crescenti malumori interni della Lega guarda con interesse Forza Italia, con una campagna acquisti in atto da mesi e che da mesi vede susseguirsi indiscrezioni sui 3 assessori regionali ribelli Marcato, Bottaccini e Caner. Può darsi, come anche ha preconizzato Tony Darè, che un po' il discrimine sarà il risultato delle europee dell'8 e 9 giugno. Può darsi che appunto le europee portino anche più di qualche indeciso a prendere una decisione definitiva. E vedremo come avranno anche influito i risultati delle regionali in Abruzzo, dove si è imposto il centrodestra e dove tra l'altro Forza Italia ha ottenuto un buon risultato con più voti rispetto alla Lega. Adesso andiamo in pubblicità 2 minuti e poi saremo qui per parlare del ponte sullo Stretto di Messina con il professore ingegnere e architetto Enzo Siviero. State con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, vi avevo anticipato che avremmo parlato delle polemiche della questione del ponte sullo Stretto di Messina con il professore ingegnere e architetto Enzo Siviero. Professore, grazie. Grazie a voi di questo invito. Grazie per essere qui, ci siamo visti tante volte a Focus la sera, si sta parlando molto del ponte sullo Stretto e la prima domanda è se lei è d'accordo o meno. Il professor Siviero, vi dicevo prima, è detto soprannominato a livello internazionale Bridgeman per i tanti ponti che ha progettato, è proprio il massimo esperto, devo dire, di queste grandi opere. Lei è favorevole, professore? Senza alcun dubbio. Ecco, senza alcun dubbio, nel momento in cui infuriano le polemiche, in cui si dice costa troppo, c'è un problema con un'unica campata, c'è un problema di sicurezza, i terremoti, eccetera, eccetera. Beh, diciamo che sono vulgate che vengono disseminate o da chi non sa, o da chi non vuole sapere, o da chi non è informato, o da chi ha anche interessi, direi prevalentemente politici. Oggi il tema del ponte non è più di carattere tecnico, hanno anche smorzato tutto sommato le polemiche, non sta su, crolla, sì c'è ancora qualcuno che lo dice, ma insomma fondamentalmente si tratta dell'opera progettata a un livello di dettaglio che non si è mai visto al mondo, anche perché è un'opera eccezionale e come tale doveva essere trattata. Problema terremoti praticamente zero, perché è un ponte a campata unica, quindi non ci sono i problemi che si erano ventilati per fare le 3 campate, una roba che secondo me non stava né in cielo né in terra, ma insomma è stata cavalcata. Le torri sono assolutamente dimensionate per resistere a terremoti superiori a quelle dello Stretto di Messina. E poi c'è una battuta che nessuno secondo me fa. Guardate che a San Francisco c'è il Golden Gate ed è una zona sicuramente peggiore della nostra. Certo, il Golden Gate non è il ponte di Messina, però è stato fatto negli anni 30, stiamo parlando quasi di 100 anni fa. E non ci sono stati problemi, voglio dire, anzi, posso dire con grande orgoglio, eppure opera di un paio di italiani, perché il fondatore della Bank of America è un italiano. Cioè è stato finanziato per fare, tra l'altro, un'operazione di rilancio dell'economia. Quindi, terremoti, problemi praticamente zero, anche perché le fondazioni sono in terraferma, quindi è tutto sotto controllo. Il vento, sì, il vento era un problema che 40 anni fa era sostanzialmente insormontabile. Su quello si sono innestate delle ricerche molto avanzate, per cui il cosiddetto impalcato, cioè la sezione corrente, è un impalcato alare. È diventato praticamente un impalcato disegnato dal vento, controllato nelle gallerie del vento sui modelli. Oggi abbiamo anche delle possibilità di modellare analiticamente in modo molto più sofisticato. Da 20 anni stanno copiandoci tutti i ponti di grande luce, sono con l'impalcato Messina Type, compreso l'ultimo che è il Sana Calais, inaugurato un anno fa dai turchi, 2023 metri di luce, tra l'altro realizzato con un anno di anticipo, ma siamo in Turchia. Quindi direi costi, voglio fare un po' il cattivo ma un po' il polemico. Dobbiamo ringraziare Monti, perché Monti ha tolto i 2 miliardi e rotti che erano previsti per il ponte di Messina, non ha lasciato niente al sud e li ha portati al nord.
Allora il ponte, compreso tutto, costava sui 7 miliardi e mezzo. Ricordiamoci che quando diamo questi numeri il ponte siano la metà, forse anche meno, tutto il resto sono le opere complementari. Parliamo di decine di chilometri, di viadotti, di gallerie e così via. Più opere complementari, la metropolitana di superficie e così via. Torniamo al vento. Il vento ha determinato questa soluzione. L'avanzamento della ricerca per il ponte di Messina ha fatto scuola. Come spesso succede, noi italiani siamo molto bravi a inventarci le cose e poi ce li portano via. Vogliamo ricordarci di Meucci? Giusto per dire qualcuno rispetto a Bell, ma possiamo anche ricordare il mezzo veneziano nel senso del Veneto che Negrelli, che ha disegnato il primo progetto del canale di Suez, poi è arrivato Lesseps, i francesi, e come sappiamo i francesi sono molto abili a utilizzare l'ingegno e la fantasia e la creatività italiana. Bene, mi sono dilungato un po' troppo, però forse per inquadrare il problema. Va benissimo. Vediamo, ci sono tanti video sulla rete, ne mostriamo uno, è del dottor Andrea Moccia, che è un geologo, un divulgatore scientifico. Vediamo, probabilmente porrà qualche spunto anche utile per il professor Sibiero in questa edizione di Focus TG. Vediamo. Sullo stretto di Messina sarà il ponte sospeso più grande al mondo, un'infrastruttura tanto dibattuta quanto incredibile dal punto di vista ingegneristico. Abbiamo ricostruito in 3D l'intero ponte sullo stretto di Messina, usando i progetti originali, e l'abbiamo fatto per farvi capire essenzialmente due cose. Uno, che tipo di ponte sarà, quindi quali sono gli elementi strutturali principali, e due, nel momento in cui si avrà l'approvazione del progetto esecutivo ancora in corso, quali saranno cronologicamente le fasi di lavoro. Quindi quello che vorrei proporvi oggi è di cominciare a capire come sarà il ponte dal punto di vista tecnico-scientifico. Cercheremo di avere un approccio quanto più neutrale e analitico possibile. Diciamo che il concetto è: vediamo di cosa si tratta nel concreto, lasciando un attimo da parte la sfera politica ed economica. Partiamo. Allora, questo era uno dei tanti video che ci sono, che potete trovare in rete, però ecco, proprio professor Sibiero, sulla durata anche tanto ci saranno le gare, ci saranno i progetti, e poi per la realizzazione un'opera del genere quanto tempo più o meno? Allora, siamo fortunatamente in una situazione per la quale il progetto cosiddetto definitivo, che oggi non esiste più perché per normativa è stato bypassato, era stato già praticamente predisposto attorno a una decina d'anni fa, anche qualcosina di più. Quindi la ripresa diciamo, del progetto, e quindi allora era un contraente generale perché c'era un project financing, oggi è totalmente finanziato dallo Stato, ha consentito praticamente di bruciare tutti i tempi necessari per una riprogettazione e una gara che potevamo immaginare fossero almeno di 4 o 5 anni. Il caso di Genova non fa testo perché lì c'era un contesto particolare e quindi il riferimento a un procedurale non va bene. E quindi oggi ci troviamo in questa situazione, il progettista che è dell'impresa, la Covi Consult, ricordiamo, è il progettista dei Dardanelli, tra l'altro, hanno presentato tramite l'impresa WeBuild oggi, ex Impregilo, ma il consorzio si chiama Eurolink, ha presentato un memorandum sostanzialmente di come va aggiornato il progetto, non tanto sul definitivo quanto sull'esecutivo, dove si arriverà. Ha prodotto un documento ancora l'anno scorso. Su quel documento il comitato scientifico, di cui io non faccio parte, anche se molti pensavano che non c'entrassi, ma devo dire la verità, preferisco la mia libertà di pensiero e di azione e di eloquio anche. Poche settimane fa, a metà febbraio, hanno presentato le controdeduzioni, che sono sostanzialmente un'approvazione con alcune raccomandazioni che sono relativamente marginali rispetto al contesto complessivo. Adesso andranno in conferenza dei servizi, è questione di 1 o 2 mesi, sono previsti 90 giorni, ma in realtà credo che li bruceranno. Dopo la conferenza dei servizi, che si presume possa chiudersi e quindi
preparare il pacco, chiamiamolo positivo, perché purtroppo preparare il pacco sembra una cosa, a confezionare il pacchetto, e si andrà al CIPES. Il CIPES dovrà dare sostanzialmente l'endorsement, questo si presume che possa essere attorno a maggio-giugno. Dopodiché c'è il via definitivo, il tempo per fare quegli aggiustamenti sul progetto definitivo, che non sono molti perché l'avanzamento progettuale, ripeto, era praticamente quasi un esecutivo, mancavano poche cose. Direi che sostanzialmente sul ponte non ci sono che pochissime cose, però non ci dimentichiamo che abbiamo una ventina di chilometri di strade e viadotti e gallerie, abbiamo la metropolitana di superficie, abbiamo lo spostamento della stazione ferroviaria di Messina, abbiamo tutta la sistemazione del waterfront, cioè c'è una serie di lavori che rappresentano oggi il 60% dell'intero importo. Quando si parla del passaggio dai 4-5 miliardi del primo progetto ai 12 si fa una confusione enorme, perché bisogna distinguere i lavori rispetto a quelle che si chiamano somme a disposizione. Somme a disposizione sono l'IVA, sono gli espropri, le spese tecniche che sono piuttosto rilevanti e così via. Non è una cifra spaventosa. Se noi pensiamo che i costi dell'insularità certificati sono di 6 miliardi e mezzo all'anno, il che significa che il ponte in 2 anni già si paga, oltre a pensare a che cosa significa tutto l'indotto, perché noi dobbiamo raccordarci al territorio, quel territorio rinascerà e tornerà indietro di 130 anni, perché Messina era una grandissima città, purtroppo distrutta dal terremoto. Adesso c'è l'opportunità di riqualificare il tutto e comunque il ponte non è quello che collega la Sicilia con la Calabria, ma fa parte del corridoio che va da Helsinki alla Valletta, cioè praticamente il corridoio scandinavo-mediterraneo, quindi è una dimensione assolutamente internazionale e infatti io dico quantomeno l'intero sud dell'Italia e la Sicilia e perché no anche la Tunisia, io poi coltivo un sogno di collegare la Sicilia. Volevo chiedere, cioè un ponte di 140 chilometri dalla penisola tunisina a Mazara del Vallo. Guardate, non è una follia, io non me la sono nemmeno inventata perché non più tardi di 20 anni fa, questo mi ha stupito, la regione siciliana ha commissionato all'Enea un tunnel ferroviario. Quando ho visto il progetto, la verità un po' di idea ce l'avevo, perché oggettivamente una dimensione colossale, perché di questo si tratta con il ponte di Messina, non può che avere, come dire, uno sviluppo colossale, cioè l'Africa, che è il futuro. Io dico anche una battuta, l'Europa è il nonno, l'Africa è il nipote, e si sa che il rapporto tra nonni e nipoti è qualcosa di incredibile, io lo sono nonno e quindi posso testimoniarlo. Bene, i 140 chilometri sono un numero troppo importante per andare solo sottoterra. C'è mi dicono, non lo so se sia vero, ma insomma relata refero, non sono un esperto, che almeno il 15-20% della popolazione soffre di claustrofobia. E questo significa che se tu entri in un tunnel, già con quello della Manica, che non sono neanche tanti, c'è il problema. Allora poi ci sono 4 isole artificiali che servono per motivi di sicurezza. Quando io ho visto il profilo, dico, progettato dall'Enea, non proprio Tony Sugaman detto alla Veneta che gira dietro casa, ecco, io ho detto ma perché non portarlo sopra? E in prima battuta ho detto ci teniamo quelle 4 isole che hanno una distanza tra di loro di 35-40 chilometri e ci facciamo un bel ponte. Poi arriviamo nella parte centrale dove ci sono per 10 chilometri una profondità di 250 metri. Lì mi sono un po' fermato perché non è impossibile fare delle pile a quella profondità, dei piloni si possono ancorare, abbiamo studiato, però alla fine ho pensato che la soluzione migliore sia, come dire, spesso 50-50. Allora metà è ponte, tra l'altro i fondali sono di 40-60 metri, non c'è molto, e l'altro pezzo invece con un raccordo, e lì ho immaginato il tunnel di Archimede, quello che qualcuno ha immaginato, che non è una cosa impossibile perché in questo momento si stanno realizzando in Svezia, che per noi, no Svezia, la Norvegia. Per noi la Norvegia è un punto di riferimento. Tra l'altro noi dobbiamo essere orgogliosi perché il capo della struttura delle strade e dei ponti della Norvegia è Arianna Minoretti, una grandissima ingegnere ed è donna.
possiamo dirlo visto che sono passati 2 o 3 giorni dal festeggiamento. Quindi direi che questa cosa non la facciamo adesso, ma penso che nel giro di una generazione il collegamento con l'Africa ci sarà, anche perché l'Africa si sta attrezzando, sta investendo migliaia di miliardi sulla questione delle infrastrutture, che sono tutte infrastrutture verdi tra l'altro. Oltretutto, professore, se ci fosse un ponte che collegasse la Tunisia con la Sicilia, finirebbero i naufragi nel Mediterraneo. No? Ecco, questo è un aspetto, all'inizio mi prendevano in giro, così faciliti. No, ho detto, in questa maniera, primo diamo lavoro a migliaia e migliaia di persone, secondo, la Tunisia diventa l'hub dell'Africa. C'è la possibilità quindi di far sviluppare quella nazione che non ha risorse sue e continua ad avere problemi di carattere economico. La Sicilia diventa l'hub dell'Europa e noi solo per organizzare la logistica avremo la possibilità di immettere tante di quelle possibilità di lavoro per i nostri giovani e per i giovani che stanno da quella parte, per cui è una soluzione interessantissima. Se noi andiamo a fare i conti di quanto ci costa l'emigrazione, quanto ci costa anche in termini umani, perché questa è una cosa, come dice Papa Francesco, di cui ho una grandissima stima, non completamente su certe cose che ha detto adesso, però è comprensibile dal suo punto di vista. Io credo che bisogna rendersi conto che il futuro passa attraverso la valorizzazione delle persone. Al centro del mondo ci deve stare l'uomo e la donna, o comunque in generale l'umanità. Quindi io penso che nel giro di un paio di generazioni, tra l'altro si può anche reggere economicamente. Io ho fatto 4 conti, costerebbe un 100-150 miliardi, che sembra un numero spaventoso, ma non lo è se pensiamo che colleghiamo 2 continenti interi. E nei prossimi 30 anni ci sarà la duplicazione della popolazione in Africa. E questo cosa significa? Che il futuro sta lì. Quindi andiamo lì, ma non da colonizzatori, andiamoci da nonni, a coccolarli, facciamoli diventare grandi con l'affetto. Aiutiamoli a casa loro in qualche modo, no? Sì, sì, assolutamente. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, faccio vedere il catalogo pubblicato da Galileo, che è la rivista fondata e diretta dal professor Siviero. Ne parleremo tra pochi minuti dopo la pubblicità. Allora, il professor ingegnere architetto Enzo Siviero ha insegnato per tantissimi anni all'Università di Venezia, tantissime pubblicazioni, ovviamente progetti che gli hanno valso il nome di Bridgeman, l'uomo dei ponti, quindi davvero tutte opere che sono state poi raccolte in una mostra, un ponte tra ingegneria e architettura 69-2023, che attualmente è a Pescara. No, in questo momento è a Perugia, all'Università di Perugia. L'ho aperta venerdì pomeriggio insieme con gli ingegneri, gli architetti e i geometri, perché mi piace raccordarmi col mondo delle professioni, perché io penso che l'università da sola non ha molta strada. Io sono convinto che il ponte tra l'università e la professione, l'industria, la pubblica amministrazione sia qualcosa di fondamentale. Noi dobbiamo già dall'università far capire agli studenti cos'è il mondo. E purtroppo è un mondo non facile e bisogna che anche mentalmente si attrezzino, naturalmente studiando, cimentandosi, applicandosi, e soprattutto devono metterci tanta passione. Se non c'è passione non c'è storia, non c'è niente da fare, cuore e passione. Tra l'altro per progettare ponti ce ne vuole ancora di più, perché il ponte unisce. L'unico ponte che divide nella storia è il ponte di Messina, è diventato veramente una cosa incredibile. Tra l'altro il professor Siviero ha collaudato il ponte di Calatrava, no? Di cui si è parlato tantissimo. Sì, ma io mi ricordo, intanto è stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché era quasi impossibile. Il ponte, lo posso dire tranquillamente, in condizioni normali era incollaudabile. Quindi io mi sono cimentato in una operazione di ingegneria forense che ha fatto giurisprudenza. Ho fatto un collaudo con una serie di prescrizioni di 1,5 pagine. Quando è arrivata all'agenzia per i contratti, all'ANAC, mi hanno detto: ma questo non è un collaudo. Ho chiesto a un collega
al Comune di Venezia di verificare se il mio collaudo era ammissibile. Questo collega lo cito tranquillamente, Massimo Maiovieschi, grandissimo progettista, e mi ha detto non solo va bene, ma era l'unica maniera per aprire il traffico. Posso anche così scherzare, ho perso 10 anni della mia vita, ma siccome gli architetti vivono più degli ingegneri, quando mi hanno dato la laurea honoris causa mi hanno risarcito, anzi forse mi hanno dato qualche annetto in più, non di reclusione e nemmeno di libertà vigilata, ma di gioia di vivere e progettare ponti, che significa collegare le persone. Gli architetti vivono più degli ingegneri, cioè sì. si fonda su un'inchiesta. Ma è vero, se uno va a vedere, gli architetti più noti ultimamente sono morti a oltre 100 anni. Niemeyer, Pei, insomma direi anche qualche ingegnere diciamo, è andato più avanti, ma di solito forse perché si impegnano di più gli architetti con la loro creatività. Però io ne cito uno, perché Mimar Sinan, Mimar tra l'altro in turco significa architetto, è l'architetto che ha fatto la moschea di Suleiman il Magnifico. Stiamo parlando del 1500 e rotti, ed è vissuto 94 anni. Allora, del resto poi nei muri del Politecnico di Milano c'è scritto: l'ingegnere funziona, l'architetto vive. E allora quando abbiamo dato questa laurea, a parte che avere una laurea in architettura per uno che insegna l'architettura per ben 44 anni, ho insegnato ponti agli architetti, tra l'altro nella mia mostra ci sono anche gli esiti progettuali dei miei ragazzi che sono stupendi. Ecco, ci scherziamo sopra, ma non è anche tanto vero. Io credo che bisogna coltivare la fantasia, la passione, la creatività, cioè noi dobbiamo ricordarci che siamo italiani, orgogliosamente italiani. Purtroppo molti italiani invece sono degli italioti. Lascio a voi la definizione, so che inizialmente era positiva, ma adesso io potremmo parlarne a lungo e ne parleremo ancora. Professore, è uscita anche un libro, una sua biografia intitolata Enzo Siviero, il costruttore di ponti, Bridging Over Troubled Water, che è preso da un famoso brano di Simon e Garfunkel, Bridge Over Acque Agitate. Sì. Ma sì, perché poi in fondo il ponte c'è perché c'è l'acqua, altrimenti sarebbe un viadotto. Io ormai da anni dico il ponte è quello bello e il viadotto è quello brutto. Vediamo se arriva pian pianino questo messaggio. Ho visto che molti dei miei neologismi tipo ponteggiare, bridging, eccetera, sta diventando quasi un luogo comune. Diciamo che ho una vita molto vissuta intensamente e anche positivamente. Ho fatto molte cose, molte le ho promosse, ma la cosa più bella è il rapporto con i miei studenti, che continuo ad avere adesso, che insegno ponti, non agli architetti, perché da noi nel campus c'è l'ingegneria civile e architettura, no, non è proprio architettura, siamo un'ingegneria civile ambientale, e faccio ancora molte tesi di laurea. Ne ho fatte 750 allo UAV, di cui sono, credo, un record del mondo. Sono già arrivati a 150, sempre sul tema del ponte, però sono temi che io faccio affrontare non da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista emotivo, cioè il concetto di ponte, che è una metafora assoluta. Beh, insomma, potrei trattenermi. Stavamo parlando del ponte di Messina, mi avete portato con il mio consenso alla perdizione. Professore, abbiamo proprio un minuto ancora, le riporto una dichiarazione resa ieri da Gian Antonio D'Arè, espulso recentemente dalla Lega, europarlamentare, che ha detto, più che in polemica con Salvini, ha detto più che sul ponte dello Stretto il governo si deve concentrare sul ponte di Vidor, no? Ah sì, certo. Beh, diciamo che sui ponti del Piave mi sono cimentato, ho fatto almeno 6-7 tesi di laurea. Mi piaceva anche fare delle tesi di laurea sulle aste fluviali e vedere l'evoluzione, quanto eravamo bravi nell'Ottocento e nei primi del Novecento e quanto invece siamo diventati, direi, discutibili negli ultimi anni. Io mi sono sempre occupato di bellezza, quindi di Venustas. Alcuni ponti sul Piave non sono certamente all'altezza. Io ne ho fatto uno ed è a San Donà di Piave, di cui sono molto orgoglioso. Sono 5 arcate da 100 metri, black and white, che non ha niente a che fare con whisky, però un ponte nero e bianco non si era mai visto. A me piace irrompere in situazioni che sembrano, diciamo, sclerotizzate, bisogna rompere un po' i meccanismi. Io penso che bisogna sistemarli tutti i ponti. Li abbiamo lasciati per troppo tempo senza manutenzioni, senza controlli, bisogna farli, ma bisogna farli bene, e soprattutto non bisogna mai ripetere questi schemi obsoleti per cui anche le soprintendenze qualche volta ha ragione, qualche volta non ha ragione, si mettono di traverso. Fare bello,
quello secondo me è un dovere. 100 anni fa a Séjourné, detto in francese, il n'est pas permis de faire laid, non è permesso di fare brutto, anche perché noi, se non mettiamo dentro la componente della Venustas, non siamo noi, l'Italia è intrisa di Venustas e Venustas viene da Venere, quindi da donna. Viva le donne, viva i ponti. Professore, grazie molte e poi ci vedremo anche prossimamente per un aggiornamento sulla situazione del ponte sullo stretto di Messina. Grazie davvero molte al professor Enzo Siviero e ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, in regia Francesco Cerone e Andrea Basso. Buona giornata. Grazie.